Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Il sindaco di Spadafora, Lillo Pistone, e due presunti esponenti vicini alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi sono finiti ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Messina sul presunto scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale. Una segretaria di seggio spiava il voto dei disabili. Un uomo senza vita trovato in auto alla periferia di Siracusa, non si esclude alcuna pista. Batteri nell'acqua e pozzi abusivi a Canicattì, in provincia di Agrigento, scatta il sequestro di 16 autobotti, 22 indagati. Appalti pilotati al comune di Agrigento, indagati 15 tra funzionari e imprenditori per una gara da oltre 3 milioni di euro per la manutenzione della strada Mosella. Allarme sicurezza nel centro storico di Palermo, coppia di turisti tedeschi reagisce a un'aggressione a scopo di rapina. A nuoto senza mani l'impresa dell'atleta paralimpico Andrea Lanari, che ha percorso in 2 ore e mezza il tratto da Punta Secca a Marina di Ragusa. Calcio, il Catania torna a puntare con decisione su Fabio Caserta, ripresi i contatti dopo la fumata nera delle scorse settimane, il dietrofront di Pietro De Giorgio. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con gli arresti del sindaco di Spadafora. C'è un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina, ma sentiamo tutto nei particolari del servizio di Desiree Ferlito. Un patto tra politica e mafia per ottenere voti in cambio di favori dopo le elezioni. È l'ipotesi al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha portato agli arresti domiciliari del sindaco di Spadafora e di 2 fratelli, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi. Secondo gli investigatori, in occasione delle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno 2024, i 2 uomini avrebbero procurato voti a favore del candidato sindaco, facendo leva sulla loro presunta contiguità alla criminalità organizzata e influenzando il consenso anche al di fuori del proprio nucleo familiare. In cambio del sostegno elettorale ricevuto, il primo cittadino avrebbe poi adottato una serie di atti amministrativi utili ai 2 fratelli, tra cui l'assegnazione di parcheggi pubblici, agevolazioni fiscali non dovute sull'IMU, procedure semplificate per pratiche relative a immobili sequestrati e cambi di destinazione d'uso. Ma l'inchiesta ipotizza anche un secondo filone. Il sindaco risulta infatti indagato insieme a un insegnante di 51 anni per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. La donna, che durante le elezioni svolgeva il ruolo di segretaria di una sezione elettorale, avrebbe monitorato le operazioni di voto di persone anziane o con disabilità, informando in tempo reale il candidato sindaco e intervenendo, secondo l'accusa, anche su alcune schede nulle o contestabili. In cambio avrebbe ottenuto incarichi e benefici per sé e per un familiare. Un 38enne è stato trovato morto all'interno della sua auto in una sperduta campagna alla periferia di Siracusa, vicino Floridia. Al momento i carabinieri non escludono alcuna pista. Sentiamo Francesco Aloi. A tutti i contorni di un giallo, la morte di un 38enne di origini napoletane. Il suo corpo è stato trovato in mattinata nelle campagne tra Siracusa Nord e Floridia. Era dentro la sua auto, nella traversa Muraglia Mele, una trazzera tra alberi di arance e olive. La famiglia non aveva più notizie di lui da sabato scorso. È stato un passante a chiamare i carabinieri. Brava persona veramente. Conviveva con mia nipote, lavorava in campagna dal suo terreno. Ma come dice la zia acquisita, il suo terreno non si trova in questa strada, quindi bisogna capire il perché sia arrivato fin qui. Al momento, comunque, pare che sul corpo non ci siano segni di violenza, ma sarà l'autopsia a chiarire ogni dubbio. Ha avuto un malore fatale oppure c'è dell'altro? Domanda a cui non si può ancora dare una risposta. Di certo adesso c'è il dolore dei familiari, che non riescono a darsi pace. Acqua contaminata e pozzi abusivi. A Canicattì scatta il sequestro di 16 autobotti, 22 gli indagati. L'acqua veniva distribuita a famiglie e attività commerciali. L'indagine della Procura di Agrigento. Davide Sardo. Acqua contaminata distribuita a famiglie e attività commerciali.
A Canicattì, nell'Agrigentino, scatta una vasta operazione di polizia e carabinieri contro un presunto sistema illegale di fornitura idrica. 22 le persone indagate dalla procura di Agrigento. 16 autobotti e 2 pozzi abusivi sono stati sequestrati nel corso dell'operazione eseguita dalle forze dell'ordine. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Agrigento, ipotizza i reati di commercio di sostanze alimentari nocive e frode nell'esercizio del commercio. Le indagini sono partite dai controlli effettuati sul territorio tra marzo e aprile di quest'anno e hanno portato alla scoperta di una rete di distribuzione d'acqua priva delle necessarie autorizzazioni. Determinanti le analisi eseguite dall'ASP, l'azienda sanitaria provinciale, che hanno rilevato nelle cisterne delle autobotti la presenza di batteri e microorganismi potenzialmente pericolosi per la salute umana. Secondo gli investigatori, l'acqua veniva prelevata ogni giorno da 2 pozzi clandestini nel territorio di Canicattì, non censiti e senza le previste garanzie igienico-sanitarie. In seguito veniva trasportata e distribuita in abitazioni e in diverse attività artigianali e commerciali. L'inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire l'intera rete di distribuzione. Centinaia di persone hanno partecipato ieri al sit-in in piazza dell'Autonomia Comunale a Priolo, nel Siracusano, una manifestazione spontanea in seguito ai miasmi provenienti dal polo petrolchimico siracusano che da settimane stanno causando disagi ai residenti. Al microfono si sono alternate tante donne ma anche molti uomini che hanno espresso la loro rabbia per la situazione. Su uno striscione si leggeva: abbiamo il diritto di vivere. E adesso ad Agrigento, perquisizioni e sequestri. Nell'ufficio tecnico del comune di Agrigento la squadra mobile indaga su presunte irregolarità negli appalti pubblici. 15 gli indagati al centro dell'inchiesta, la gara da 3,2 milioni di euro per i lavori sulla strada Mosella e il servizio. Blitz della squadra mobile di Agrigento all'ufficio tecnico di Palazzo dei Giganti. I poliziotti hanno perquisito gli uffici e sequestrato documenti nell'ambito di un'inchiesta della procura su presunte irregolarità negli appalti pubblici. 15 gli indagati, 9 dei quali destinatari di perquisizione. Tra loro 2 funzionari comunali e imprenditori di Favara. Al centro dell'indagine la gara da 3 milioni e 200 mila euro per la manutenzione della strada Mosella che collega le statali 640 e 115. Secondo l'accusa, un funzionario e un tecnico avrebbero alterato il computo metrico dei lavori, gonfiando le voci di spesa per oltre 400 mila euro e ipotizzando pagamenti per opere mai eseguite. Un altro tecnico, inoltre, avrebbe ritardato le lavorazioni per fare pressione sull'impresa e ottenere una consulenza esterna da oltre 100 mila euro. Il materiale sequestrato sarà ora analizzato per ricostruire i rapporti tra pubblica amministrazione e imprese coinvolte. Le indagini proseguono. Un sistema di gestione irregolare dei rifiuti nella discarica di Contrada Timpazzo a Gela, finita al centro di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Sentiamo Gerry Italia. Arresti domiciliari per il manager di impianti SRR Giovanna Picone, per i tecnici Salvatore Parlatore e Giuseppe Bellavia e per i responsabili d'area della discarica di Timpazzo Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. È il risultato dell'operazione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissetta e del reparto territoriale di Gela, coordinata dalla DDA Nissena. Secondo l'ipotesi accusatoria, nella vasca E della discarica sarebbero stati scaricati e interrati ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati, senza i previsti cicli di trattamento. Le indagini, avviate nell'agosto del 2023, proseguite fino ad aprile 2025, hanno utilizzato intercettazioni, sistemi di videosorveglianza, pedinamenti e controlli sui flussi dei rifiuti. Gli investigatori contestano almeno 1.200 presunte operazioni irregolari per un quantitativo stimato tra le 10.000 e le 12.000 tonnellate di rifiuti movimentati e conferiti senza le procedure previste. Nel mirino anche la gestione dei rifiuti organici. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbero finiti in discarica senza il necessario trattamento di stabilizzazione, una circostanza che avrebbe favorito frequenti episodi di incendio. Il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha disposto anche il sequestro preventivo della società Impianti SRR Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud, che gestisce il sito e il servizio rifiuti per diversi comuni dell'ambito. Nominato un commissario giudiziale per garantire la continuità del servizio, mentre l'inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità.
Il comune di Messina e l'autorità di sistema portuale dello Stretto hanno firmato un accordo sulla concessione demaniale dell'area dell'ex fiera di Messina, destinata a diventare parco urbano affacciato sullo Stretto. La concessione, della durata di 6 anni, ha l'obiettivo di valorizzare l'ex quartiere fieristico, trasformandolo in un grande parco urbano aperto alla cittadinanza, in continuità con la passeggiata a mare e il waterfront cittadino. E adesso ci occupiamo di Palermo Insicura, parliamo purtroppo di violenza che dalle borgate si estende, si espande anche nel centro storico. Turisti rapinati e malmenati, pensate, riescono a mettere anche in fuga gli aggressori. Ci racconta tutto Marco Gullà. Risse, rapine, molestie ai turisti, spaccio di droga H24. Non è un girone dantesco, bensì il centro storico di Palermo. Nonostante appelli e denunce, la parte centrale della città continua ad essere territorio di bande che terrorizzano residenti e turisti. Una signora ci dice, dalle 17 in poi via Macheda e tutte le vie limitrofe diventano invivibili. L'ultimo episodio qualche giorno fa, un turista tedesco malmenato da un gruppo di giovanissimi, una rapina però andata male perché il tedesco ha reagito e messo in fuga i malviventi, tutti stranieri, che si sono poi dileguati per le vie del centro storico. Non bastano 60 telecamere, fermo restando che ci sono ormai telecamere dappertutto, ogni commerciante si dota proprio delle telecamere proprie, quindi noi pensiamo che abbiamo bisogno di risorse umane che veramente facciano prevenzione, a partire anche dalla polizia municipale, perché le strade devono essere gestite anche dalla polizia municipale dal punto di vista di viabilità, dal punto di vista di suolo pubblico e dal punto di vista di presenza. Alcune turiste sono state molestate soprattutto nella zona della Vucciria e poi spaccio di droga e di crack a qualsiasi ora del giorno, con i tossicodipendenti che poi, pur di racimolare qualche euro, rubano e disturbano i residenti. E adesso vi mostriamo un momento di celebrazione del secolo di impresa di Confindustra, compleanno celebrato a Catania insieme con la presenza di grandi personalità delle istituzioni. C'era anche il ministro Urso. È andata Adelaide Barbagallo. Confindustria Catania taglia il traguardo dei 100 anni e celebra la sua 100ª assemblea pubblica nella cornice del Conservatorio Vincenzo Bellini. Fa il punto sul patrimonio industriale della città, tra sfide infrastrutturali e alta tecnologia. Un secolo di intuizioni, lavoro e capacità competitiva, come sottolinea Maria Cristina Busi Ferruzzi, prima donna alla guida dell'associazione Etnea. Io ho una grandissima ammirazione per i pionieri. I primi che hanno avuto l'inventiva, la creatività, il coraggio e la forza di fare impresa 100 anni fa. Se siamo qui e dove siamo, che siamo veramente importanti perché siamo la zona industriale più evoluta di tutto il Mezzogiorno, in gran parte lo dobbiamo a questi pionieri, che sono aziende che esistono ancora, tant'è vero che io ne ho acquistata una che ha 102 anni. In platea, tra le massime autorità, il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. Al centro del dibattito i nodi cruciali dello sviluppo, la privatizzazione degli aeroporti Catania e Comiso e l'Etna Valley, con i progetti LST e la riqualificazione della zona industriale. Per quanto riguarda nello specifico la privatizzazione degli aeroporti, essa rientra nel perimetro della Golden Path. Più investimenti significa sempre più occupazione e più investimenti e un aeroporto più funzionale significa anche più investimenti delle altre imprese nel territorio siciliano e significa anche più turisti, quindi certamente il saldo sarà nettamente positivo. Il secolo di storia è stato racchiuso anche in un volume speciale che ricostruisce l'evoluzione dell'Associazione degli Industriali Etnei. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per mostrarvi la traversata a nuoto di un atleta paralimpico nel Ragusano. E siamo tornati in studio. Andrea Lanari, atleta paralimpico, ha attraversato il tratto costiero tra Punta Secca Marina di Ragusa a nuoto senza mani. Veronica Barbarino.
6,5 chilometri a nuoto da Punta Secca a Marina di Ragusa in 2 ore e mezza. È l'impresa di Andrea Lanari, atleta paraolimpico che ha raggiunto un risultato che va oltre lo sport. Testimonial dell'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha attraversato il tratto costiero per la giornata Iblea dedicata alla prevenzione degli incidenti. Lanari, che già nel 2024 aveva attraversato lo stretto di Messina a nuoto senza mani, è stato accompagnato in mare dal figlio Kevin, presenza costante nelle sue sfide. Purtroppo un gravissimo infortunio sul lavoro per una pressa che era in pista dei dispositivi di sicurezza. Ho perso entrambe le mani, ma non ho perso la voglia di continuare a vivere, anzi di dare il mio contributo affinché nessuno debba soffrire quello che ho sofferto io quel 4 giugno 2012. Dalla tragedia alla rinascita, passando per il coraggio e la determinazione. C'è tanto allenamento, ci sono sempre io mediamente quelle 2-3 ore di moto per 2-3 volte a settimana, nonostante la vita ti mette di fronte a delle grosse difficoltà. Se uno ha la giusta voglia, la giusta caparbietà, la giusta grinta e le giuste persone che ti stanno intorno, si possono ottenere risultati impensabili. Una testimonianza forte che riporta al centro un tema drammaticamente attuale, ricordando che la sicurezza sul lavoro non è un'opzione ma una priorità. Il dipinto Ecce Homo di Antonello da Messina torna in Sicilia, andrà anche al Museo Abatellis di Palermo, che già conserva l'Annunziata. È stato il ministro della Cultura Giuli ad annunciare che l'opera si recherà a Messina e a Reggio Calabria per realizzare un ponte culturale sullo stretto, ma il suo passaggio in Sicilia avverrà a Palermo, dove madre Annunciata e figlio Ecce Homo ritroveranno il congiungimento familiare. Adesso ci fermiamo e poi torniamo con il calcio, perché per il Catania si riavvicina la possibilità di avere Fabio Caserta in panchina. Siamo al calcio con il Catania che torna su Fabio Caserta per la scelta del nuovo allenatore. Ripresi i contatti tra le parti, l'alternativa è Longo. Sergio Colosi. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra il Catania e Fabio Caserta. Le parti hanno ripreso i contatti dopo la rottura nella precedente trattativa e la successiva scelta di De Giorgio, su cui aveva ripiegato il club etneo, di avvicinarsi prima all'Empoli e poi alla Juve Stabia in Serie B. Questa volta sembra che ci sia la volontà reciproca di trovare l'accordo definitivo, senza alcun ripensamento, passi indietro. Il Catania e Fabio Caserta avevano discusso sulla base di un contratto biennale con eventuale opzione per il terzo anno. La società di Pelligra vuole blindare Caserta per il suo futuro, ma cautelarsi con un occhio rivolto al bilancio. La trattativa infatti era saltata sull'eventuale buonuscita in caso di risoluzione anticipata del contratto. Con Varrà si erano gettate le basi per un Catania ringiovanito ma sempre ambizioso per puntare alla promozione in Serie B. Dopo il ripensamento di De Giorgio, la società ha valutato i profili di Emanuele Troise, Giorgio Gorgone ed Emilio Longo, quest'ultimo rimasto in corsa quale alternativa a Fabio Caserta, che rimane la prima scelta, adesso più che mai. E adesso al Palermo, perché quella che stiamo vivendo potrà essere una settimana decisiva per i primi colpi di mercato. Il DS Ostia al lavoro, Hernani e Luvumbo i possibili primi innesti per Inzaghi. Marco Gullà. Quella che è appena iniziata dovrebbe essere la settimana dei primi colpi di mercato per il Palermo. Il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro in prima linea per accelerare sui traguardi ritenuti prioritari. Il primo, fondamentale tassello di questa programmazione riguarda la continuità tra i pali. La trattativa per il prolungamento contrattuale di Joronen è ormai addirittura d'arrivo, con le parti che continuano a limare gli ultimi dettagli per formalizzare l'accordo a strettissimo giro di posta. È in mezzo al campo che il Palermo potrebbe mettere a segno il primo colpo. Raccoglie molti consensi il brasiliano Hernani del Monza. Trattativa molto intensa, potrebbe avere uno sbocco nei prossimi giorni. Sempre in mezzo al campo piace il talento della Roma Alessandro Romano. Zito Luvumbo del Cagliari si conferma l'obiettivo di prima scelta invece per l'attacco rosanero. La dirigenza è convinta dalle qualità tecniche dell'angolano, ritenuto perfetto per il gioco di Inzaghi grazie alla sua velocità, alla capacità di saltare l'uomo nell'1 contro 1. Il Cagliari valuta
valuta il cartellino tra i 3 e 4 milioni di euro e la volontà da Viale del Fante è quella di provare a chiudere l'operazione in tempi brevi, anche perché l'Uvumbo avrebbe già accettato di giocare nel Palermo. E con questo servizio si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi rimando al prossimo appuntamento con l'informazione di Sicilia 24 alle 14. Adesso vi lascio con Luca Ciliberti per la rassegna stampa. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.